Da Novigrad a Caorle abbiamo incontrato Roberto Barbieri nel suo ultimo allenamento, che ha l'obiettivo di raggiungere il nuovo record di kayak K2. Vediamo il servizio. Stiamo parlando con uno dei due protagonisti che hanno appena portato a termine la traversata da Cittànova, cioè da Novigrad a Caorle, questa ultima loro performance, diciamo, di collaudo per quello che li aspetterà domenica prossima per il tentativo di rinnovare il loro record mondiale. Come è andata la traversata? La traversata è andata bene. Ieri, quando siamo andati di là con la barca a vela, abbiamo avuto qualche problema perché c'era un vento di sirocco che è arrivato intorno ai 18 nodi, e 18 nodi è un vento importante, il mare era mosso, quindi c'era una qualche preoccupazione per questa mattina. Questa mattina invece abbiamo trovato un mare abbastanza calmo, con un residuo di onda della sera prima, che l'abbiamo gestita perché tutto sommato quella canoa è fatta veramente bene per il mare. Siamo partiti alle 7:40, abbiamo ottenuto circa 70-71 colpi di pagaia in acqua al minuto, andavamo via oltre i 4 nodi e mezzo e questo ci ha portato nel giro di 4 ore ad essere praticamente a metà in mezzo al mare. Poi tutto il resto è proseguito bene e siamo arrivati, credo, con un anticipo di una mezz'ora sulla costa qui di Caorle. Siamo convinti di riuscirci perché l'allenamento non manca, c'è, è stato correttamente pianificato e realizzato. La prova di oggi ce ne ha data conferma, le condizioni sono buone, negli ultimi chilometri fatti oggi stavamo facendo un resoconto rispetto alle velocità e le prestazioni in mare e quindi tutto gioca a nostro favore. Io credo che la condizione per fare il record c'è. Tanto per dare un dato, domenica scorsa abbiamo fatto un allenamento in mare di 14 ore, quindi 6 ore più lungo della traversata di oggi. Noi, per avere notizie di voi, come possiamo fare? Abbiamo previsto un collegamento radio in diretta con Radio San Donà a intervalli, parte sabato e arriva fino al traguardo. Chiaramente quando saremo per 3 volte in mezzo al mare non c'è possibilità di collegamento. Per il resto ci saranno dei veloci flash radio in diretta su Radio San Donà. E poi chiaramente ci saranno 1 o 2 barche appoggio dove con i telefoni è possibile contattarci.